Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo della pillola, oggi parleremo del G5 e dei social. Ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del tubo di Il Degale e al canale del tubo del vostro Marietto Veneziano e di venire a trovarci nei nostri fantastici gruppi di Facebook e, lo ripeto, i migliori iscritti dell'internet su Facebook ce li abbiamo noi. Mi dispiace per gli altri, ma che rosicano, ma i migliori iscritti nei gruppi di Facebook sono quelli del Degale Marietto Veneziano. E anche di venirci a trovare nel nostro gruppo Magici Arcieri Bertoldini di Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il Degale Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e qui sotto in descrizione trovate i link. Vi voglio ricordare anche che se volete fare dei commenti, lasciare un vostro commento per il vostro Marietto Veneziano, è sempre benvenuto. Bene, parliamo un po' di questi 5G, di questi 6G, 7G, insomma tutto quello che arriverà a livello di informatica, a livello di telefonia. Prendo sempre il discorso un po' distante, quando il vostro Marietto aveva 5-6 anni. A 5-6 anni il vostro Marietto era sempre solo o nei boschi o nel cortile a giocare da solo in questa casa immersa nei boschi. Per riuscire ad arrivare a casa mia ci volevano 175 scalini, era quasi un piccolo Himalaya del paese, perché si arrivava su e chi arrivava su arrivava sempre su con il postino. Quando infatti aveva le raccomandate si faceva il segno della croce, perché in fondo o degli espressi, in fondo doveva farsi 175 gradini, insomma. Morale della favola, cosa succedeva? Quindi il vostro Marietto era sempre solo e, come vi ho già spiegato, mi venivano sempre a trovare 2 o 3 persone. Uno era il capitano degli Alpini di Torino, uno era un LIM, praticamente uno dei fratelli della Fratellanza Bianca, e uno era uno spazzacamino con i capelli rossi e gli occhi azzurri. Almeno il vostro Marietto pensava che era uno spazzacamino, cioè gli unici metri di paragone era quello che secondo il vostro Marietto a 5 anni era uno spazzacamino. Però questo spazzacamino veniva poche volte all'improvviso, guardava il vostro Marietto, ogni tanto gli diceva: tuo padre e tua madre si chiamano Tora, sono la Tora, e ogni tanto diceva: Rabbi, come sei sceso in basso. Insomma, diceva poche frasi, piangeva, se ne andava. Però un giorno, quando il vostro Marietto era un po' più grande, verso i 7-8 anni, gli disse: Rabbi Mario, a te ti salverà Facebook. Allora, io sto parlando di quando avevo 6-7 anni massimo, mettiamola giù alla lunga. Adesso nel 58, sto parlando di quasi 51 anni fa. Al che, e poi mi faceva, mentre andava via, il segno like. Voi immaginate, io ero basso come un tappo, questo era alto almeno 1,80 m, con gli occhi azzurri, la barba rossa, i capelli rossi. Aveva il classico vestito da ebreo, cioè vestito nero con la camicia bianca, 1,80 m, e mi faceva like. Quando lui faceva like col pollicione, io cercavo di imitarlo, ma sapete che i bambinetti piccoli l'indice non lo sanno alzare, no? Poi lui diceva Facebook e io dicevo Facebook. Capite già che eravamo sintonizzati, però insomma io con quello che potevo, no? E lui sicuramente aveva questi doni, che riusciva a viaggiare nel tempo e quindi anche nel futuro, e quindi vedeva come il Rabbi Marietto sarebbe riuscito a, come si dice, a sopravvivere a tutti questi attacchi dei miei nemici. Morale della favola, adesso siamo nel 2020, abbiamo Facebook davanti ai nostri occhi e abbiamo questo, come si suol dire, queste novità che stanno arrivando, no? Ogni tot di tempo esce un nuovo G4, G5, G6 e poi ne arriveranno tanti altri. Fatto sta che nel tempo io sono cresciuto e parlavo col mio babbo, e il mio babbo gli diceva: senti, ma questa cosa qui ne farà fuori un sacco di queste radiazioni. Purtroppo voi dovete capire che se vi guardate la linea della mano e vi sta spiegando quanti anni vivrete, voi capirete che se avete la linea lunga, il G4, G5 non vi possono fare niente di male. E chi è che gli farà male? Prima di tutto gli farà male chi non si prenderà le adeguate protezioni.
Farà male sì, bisogna prendere le adeguate protezioni perché per il semplice fatto che queste strutture sono state fatte per aiutare i social a espandersi, i vari sistemi operativi a espandersi, ma perché questo? Perché, come vi ho già spiegato in altre pillole, non esiste la pace e la guerra, esiste la preparazione alla guerra e la guerra vera. Oggigiorno la guerra non si è solo spostata a livello di fucili e armi, ma anche a livello di mente. Quindi la nostra mente è diventata un campo militare, diciamola così. E chiaramente chi segue il Marietto avrà tutte le istruzioni per poter, come si suol dire, difendersi e proteggersi. Gli altri purtroppo è un discorso pragmatico, però io dicevo a mio papà, ad esempio, da piccolino, quando eravamo sotto attacco, ma papà, ma perché non difendiamo gli altri? E il mio babbo diceva, io difendo i miei figli, loro difenderanno, i loro genitori difenderanno i loro. Quindi chi segue il Marietto e il Legarda avrà sicuramente le istruzioni per poter adeguarsi e difendersi da questi attacchi vibrazionali. Chi non difende, cioè chi non segue il Legarda e il Marietto veneziano sicuramente troverà qualcun altro che le aiuterà a superare questi gap, e se no purtroppo non si può fare l'impossibile. Quindi è vero, questi prodotti elettrici sicuramente bene non fanno, però bisogna avere le adeguate difese per poter sopravvivere anche a questa preparazione alla guerra. E ve l'ho già detto altre volte, passeremo dal 20 al 29 dei periodi che potranno fare tremare le gambette, e non solo le gambette. Quindi muniamoci di pazienza, muniamoci di volontà di seguire il Marietto e il Legarda, seguiamo sempre le pillole e ogni tanto il vostro Marietto, quando potrà, ben volentieri metterà delle pillole e degli aiutini vibrazionali che faranno in modo di schivare l'oliva. Sicuramente questi G5 io ho già visto che faranno un macello. Grazie cari amici e alla prossima.